Lo volete fare? L'olio al basilico fresco, belle e saporite, perché mo fa cavere, e l'olio al basilico è l'ingrediente per tutti i tipi di piatti che volete preparare. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Faremo prima l'olio al basilico e poi dopo vi farò vedere come conservare in freezer dei cubetti di ghiaccio con il basilico che vi serviranno per ogni piatto. Prima cosa facciamo una bella lavata al basilico e teniamo anche i gambetti. Nel boccale del bimbi del mixer ho inserito 100 ml di olio. Adesso tutto il basilico che ho lavato. Adesso vado a frullare tutto a velocità massima, sarebbe numero 10. Poi mi pare una foglia vase Nicolo pure oggi. Allora, ho ottenuto la prima emulsione solo con olio e basilico e adesso lo vado a inserire nella bottiglina, così, dell'olio. Poi aggiungo altro olio sopra, ecco qua, abbondato che si sono mettiti sul trovato. Ecco, adesso mettiamo il tappo, agitiamo un po' e questo qua deve stare riposato per 24 ore e dopo lo potete usare in qualsiasi piatto desiderate. Adesso passiamo ai cubetti di ghiaccio con basilico. Per fare i cubetti di ghiaccio al basilico ci servirà quello là che abbiamo frullato in precedenza, olio e basilico, uno spicchietto d'aglio, un po' di pecorino grattugiato e qualche foglia, se ce l'avete, di menta fresca che va, diciamo, a stonare un po' l'odore dell'aglio. Adesso facciamo un nuovo remix. Ecco qua, questa cremina di basilico è pronta e io la vado a mettere nelle formine, queste qui del ghiaccio, così riempite tutti i quadratini fino a sopra. Eccoli qua, i nostri cubetti al basilico. Ecco, l'olio a basilico è pronto, i cubetti di ghiaccio sono pronti e li tenete sempre in freezer. Qualsiasi cosa fate, anche se fate una pennetta al pomodoro fresco, ci buttate un cubetto di questo mentre spadellate. Guaiù, parro creato. Un bello bacio e buon appetito a tutti quanti.